Si alza il sipario su Cavalli in Villa. È tutto quasi pronto per il primo appuntamento del grande e affascinante progetto che riunisce sport, arte, cultura e spettacolo lungo un percorso di 5 eventi nelle storiche dimore venete. Fervono i preparativi a Villa Bassi di Abano Terme, si rasa il prato, si allestiscono i box che dall'8 al 10 aprile accoglieranno 200 cavalli. Impegnati nel montaggio e nell'organizzazione anche i ragazzi della casa circondariale di Montorio Verona, seguiti e guidati da Paolo Fabrello dell'associazione Horse Valley, grazie all'iniziativa di reinserimento sociale a cui ha aderito Fise Veneto. I ragazzi vengono prima a montare il trucciolo, i box e quello che c'è, e poi fanno in campo, montano gli ostacoli, mettono i fiori, sistemano quello che c'è da fare all'interno della manifestazione. Per i ragazzi è molto importante da essere in una cella 2x4 e poter uscire in mezzo alla gente e tornare a vivere una vita normale, per loro è molto importante. E poi si aprono tante porte sul fatto di vedere persone che cercano gente da lavorare. È una cosa che a noi ci serve tanto perché si arriva a un punto di capire come iniziare da capo un'altra volta, e lui ci sta aiutando tanto, diciamo, nel senso che abbiamo fatto già la fiera cavalli e adesso ci ha portato qua e ci sta dando un aiuto importante a noi che siamo all'interno di un carcere. Invece di stare chiusi, lui ci dà la possibilità di uscire con l'aiuto della direttrice che ci appoggia e ci stiamo reinserendo. Le 3 giornate a Villa Bassi saranno ricche di iniziative, il concorso di salto ostacoli a 5 stelle, convegni, visite guidate e ancora mostre fotografiche, sfilate, spettacoli equestri e per tutti i più piccoli la possibilità di provare l'emozione di salire in sella ad un pony nel villaggio dei bambini. Ingresso libero e attività gratuite, una splendida occasione per vivere un bel weekend in famiglia con Cavalli in Villa.